Mi trovo nel santuario campestre di Santa Maria ai Mari di Orosei in compagnia di Francesco Mula, che è uno dei rappresentanti della formazione a tenore Antoni Milia di Orosei. Questo incontro stamattina in questo santuario costruito originariamente nel XIII secolo e poi ristrutturato in tempi recenti è il luogo principale legato alle origini di Francesco Mula, che nel canto a tenore trova la sua maggiore espressione creativa e musicale. Come mai questa passione per il canto a tenore? Tu così giovane che conosci nelle radici più profonde quello che è il modo di cantare a tenore di Orosei. Allora, la mia famiglia, partendo da mia nonna, è sempre stata legata in maniera strettissima al canto a tenore. I fratelli di mia nonna cantavano nella poesia estemporanea, poi passando dalla parte di mio nonno, zio Anghele Dumula, come stavo dicendo prima, era la voce della confraternita delle anime. E questo qui, questo mischiarsi tra persone ha fatto sì che mio padre diventasse la mezza voce storica del tenore di Orosei. E da lì lui poi mi ha trasmesso questa passione. Addirittura io, essendo un ragazzo un po' scalmanato da piccolo, per tenermi tranquillo, mia madre inseriva le cassette di mio padre che cantava e io già dall'età di 5 anni stavo tranquillo se ascoltavo il canto a tenore di Orosei. E da lì un susseguirsi di storie. Addirittura a 6 anni, quando mio padre con il gruppo di Orosei, che allora era composto da Patrizio Mura Zavocche, Tore Orecchioni da Contra, Franco Sannai su bassu e appunto mio padre da Mesuvoche, andarono ad un festival a Calvi e mi chiesero all'età di 6 anni di dire questa frase specifica che ricordo ancora oggi: «Custa non è una notte né de dormire e né de timmere». Il canto a tenore è un modo di cantare tipico della Sardegna, un modo di cantare che si distingue a seconda delle zone geografiche della nostra isola, concentrate nella parte centrale della Sardegna appunto, dove la voce solista intona il canto e poi viene seguita a ruota dalla formazione a tenore costituita da basso, contra e mesuoche. La formazione a tenore storica di Orosei era costituita da 4 persone che tu hai poc'anzi nominato. Le vogliamo ricordare? Allora, sono Patrizio Mura Zavocche, Tore Orecchioni Zacontra, Franco Sannai Zubassu e Tore Mula Mesuvoche. La loro importanza è stata quella di portare ad un pubblico più ampio, che non quello solo oroseino, quella che era la vostra tradizione di canto. Esatto, grazie a loro e comunque devo ricordare tantissime altre persone che sono legate al canto a tenore di Orosei, ad esempio Francesco Fronteddu, che anche lui ha contribuito al portare avanti questa tradizione. Addirittura siamo riusciti a riportare alla luce una fotografia risalente al 1975, dove loro comunque giovanissimi iniziano a cantare. E niente, però queste 4 persone sono state quelle de punta, Namo di Sardo, quelle che hanno portato il canto a tenore sulle piazze e quindi ha fatto sì che il canto a tenore di Orosei sia conosciuto ad oggi in tutto il mondo. Ecco. Come si distingue sudraggio del canto a tenore oroseino? Allora, innanzitutto devo precisare che il canto a tenore di Orosei è un canto di agricoltori, quindi a differenza dei tenores delle zone interne della Sardegna, Orosei è prevalentemente un canto di agricoltura, quindi le poesie di chi canta sono esclusivamente per la terra, per venerare la dea luna, il dio sole, eccetera. E quindi poi ha uno specifico repertorio che si basa su 12 canti
tutti differenti l'uno dall'altro. Quindi possiamo andare a Savocheseria, che si distinguono in Savocche Torrare Voese, Savocheseria appunto, Savochenotte, Savochenotte Antica, e poi andiamo al repertorio che può essere a Bocche Campanna, quindi sull'Ellere, e poi Savocche Torrare Voese, e poi abbiamo il repertorio dei balli, che comprende Zuddillu, sul ballo Brincu, che è un ballo caratteristico suonato di tutta la baronia, che però ha solo Orosei a livello di canto a tenore. Vorrei entrare ora nello specifico del repertorio. Come hai detto, questo modo di cantare è legato al mondo dell'agricoltura e quindi anche degli animali che venivano utilizzati per supportare il lavoro dell'uomo, e il canto accompagnava anche alcuni di questi momenti. Nello specifico il canto a San Dira era un antico inno alla dea Venere, a San Dira, e poi abbiamo anche Savocche e Torrare Voese, che poi vi rimando per qualcosa di più approfondito al libro Bidustos di Andrea De Plano, che è uscito nel 2001. Savocche e Torrare Voese era un inno al dio Toro, mentre invece Zuballu Turturinu, Elle, Dumba, Amba, il significato di queste parole, queste tre sillabe divise, significa Dio Supremo, donaci l'armonia del suono. E quindi è un percorso che consente di avere sempre un legame con un mondo sovrannaturale, un mondo più alto, che sia un mondo pagano, così lo definiscono i cristiani, o un mondo cristiano. E nel repertorio di canto oroseino c'è una grande quantità di canti legati al mondo della religione. Nello specifico ti chiedo due cose. Cambia il modo di cantare all'interno della formazione a concordo a tenore, e la seconda cosa è: questi canti avevano collocazioni specifiche oppure potevano essere cantati in maniera generica durante il calendario dell'anno liturgico? Cambia il modo di cantare, mentre per il canto a tenore si utilizzano le voci gutturali, quindi l'emissione di contra e basso sono prevalentemente rose più antiche. Per il canto profano è più a bocche cana, si dice ad Orosei, quindi l'emissione sia della contra che del basso è più naturale e quindi cambia la forma. C'è proprio un collegamento tra il canto sacro e il canto a tenore nel Libera me Domine, e quindi praticamente questi passaggi un po' tra l'alta tonalità e la bassa ricorda un po' Savochenotte Antica del canto a tenore, che passa da una tonalità alta a una tonalità bassa, e quindi questo qui ha fatto sì che ci sia stato anche un mutamento tra le due cose, anche perché ad Orosei si cantava anche in chiesa, soprattutto a voce gutturale, poi in un secondo momento si è cantato anche a voce bianca, a bocche cana, namosi sardo, ecco. E questi canti sono strettamente legati alle festività del calendario dell'anno liturgico, oppure possono essere cantati in maniera generica, o esistono canti specifici e canti generici del repertorio religioso? Allora, come hai detto tu, ci sono canti specifici e canti generici, quindi abbiamo i canti esclusivamente della settimana santa e i canti generici che sono per Santa Maria in Mare, i gozos di Suremediu, di Sant'Antonio e Maiu e di Sant'Antonio e Soccu, e via dicendo. Poi ci sono i canti della messa, possiamo passare dal Regina Celi al Te Deum, a Sunninnu, a tantissime altre sonorità di Orosei. Dove utilizzate il latino? Sì, utilizziamo il latino per i canti strettamente legati alla Chiesa e il sardo per i canti strettamente legati alla vita dei santi, eccetera. E quindi alle cerimonie paralituriche. Sì, esatto. Francesco, tu fai parte della formazione Antonimilia del tenore di Orosei. Sono curioso di conoscere qual è stato il momento, la nascita in cui si è formata questo gruppo, questa formazione a tenore, e chi è Antonimilia, insomma, quello che è stato il vostro percorso. Allora, Antonimilia era la mezzavoce storica del tenore di Orosei, cantava con zio Vicente Gallos, zio Pepe Dominzone,
su Francisco Busu e tanti altri. Abbiamo deciso di dare questo nome perché io e mio padre siamo due mezze voci, e allora abbiamo deciso di onorare Antonio Milia, perché il suo cantare era avanti come modo di fare mesuvoche. Addirittura noi non riusciamo proprio a fare le sue variazioni come riusciva lui, perché aveva tutto un suo modo particolare di farla, e quindi era più o meno un Beethoven, ecco, del canto a tenore di Orosei, e proprio perché lui era così bravo abbiamo deciso di dare il nome al nostro gruppo, che si forma nel 2003. Oggi è composto da Alessandro Contu su basso, Alex Fadra za contra, Tore Mula voce e Francesco Mula voce. Parlando del repertorio che voi proponete, io ho una curiosità. Tutti i vostri canti si aprono sempre con un'isterrita, con una preparazione al canto, prima di entrare nel vivo del canto. Questo avviene per i canti a ballo, diciamo, e anche per gli altri canti. Come mai esiste questa particolarità? Allora, essendo le voci gutturali un po' di difficile emissione, il terzetto che forma il canto a tenore ha bisogno di riscaldamento, quindi serve per far sì che le voci vengano portate piano piano all'emissione del suono perfetta, ecco, sì. Quindi una sorta di riscaldamento, sì, di preparazione, ecco, sì. Nel vostro repertorio, che io conosco abbastanza, ci sono alcuni brani molto belli, ma che non sono strettamente legati alla tradizione, come dire un originale legato al canto a tenore. In particolare ce n'è uno che è stato inserito in questa compilation che poco tempo fa è stata venduta con uno scopo benefico, e il brano a cui mi riferisco è Vilumena. Ce ne vuoi parlare? Allora, la storia di Vilumena racconta un femminicidio avvenuto ad Orosei intorno agli anni 59-60. Questa donna che è stata uccisa da un militare e poi è stata abbandonata in questa costa qua sulla mia sinistra. È un poeta, forse Orosei, Salvatore Nanni, ha deciso di scrivere questa poesia per appunto questa donna. E noi, avendo letto la poesia e trovandola bella, abbiamo deciso di dargli lustro, ecco, e ci siamo ispirati ai canti corsi. In Corsica il gruppo storico Affiletta canta la Violetta, che più o meno è la stessa storia, e quindi noi abbiamo preso la melodia di quel canto lì, portandola però in Sardegna con il cambiamento del testo, ed è venuta su una bella canzone che appunto dedichiamo al femminicidio, quindi contro la violenza sulle donne, ecco. E poi abbiamo Zuballu e Tres Passos, che è un ballo che abbiamo riportato noi alla luce dopo 2 o 3 anni di ricerche, grazie anche a Tore, che comunque canta con noi, che è riuscito ad agganciare questo ballo che non si cantava più da tantissimi anni. Era un ballo più a voce singola, come Subdillo. Noi abbiamo aggiunto il canto a tenore, quindi abbiamo dato una armonizzazione in più, e su questo ballo tengo anche a precisare la particolarità che è l'unico ballo in Sardegna che viene accompagnato da Suttumbarino, quello di Gavoi, quello con, adesso non mi ricordo bene la definizione, però è l'unico ballo in Sardegna che viene accompagnato da uno strumento musicale. Io so però che voi come formazione, pur rimanendo strettamente legati alla tradizione, vi è piaciuto confrontarvi e avere delle interazioni anche con altri musicisti, altri artisti.
Puoi farci qualche esempio, anche dei progetti futuri? Abbiamo deciso anche noi con altri gruppi di Orosei di aprire il canto alla contaminazione, a permettere a musicisti o persone che cantano di poter cantare e suonare con noi. Abbiamo iniziato con te, con il tuo CD Ballos e Pregadorias, con un dillu dove si suonano maracas, si suona il cajon e tantissimi altri strumenti. Poi abbiamo fatto su Turturinu con Sebastiano De Sanai, che è una persona immensa a livello musicale, è riuscito ad adattare il suo ukulele alle nostre voci. Poi abbiamo fatto Zacandelora con Sabrina Sanna, abbiamo poi addirittura spinto un po' per fare un remix con Mattia Murru di Sindia e tantissime altre collaborazioni. Ecco. L'importante è quello che dico io, è sempre permettere al tenore di essere se stesso e non di cercare di adattare il canto allo strumento. Devi essere tu, se sei un bravo musicista, ad adattarti al suono del canto a tenore, perché lui nasce già così. Se tu vuoi suonare, devi suonare in base al suo tempo, al suo ritmo e alla sua cadenza, altrimenti rischi di distruggere una tradizione millenaria. Qual è la situazione attuale del canto a tenore ad Orosei? Allora, ci sono tantissime formazioni ad Orosei di canto a tenore e io ho sempre questa opinione che porto ormai avanti da quando ho iniziato a fare il canto a tenore, che ognuno deve essere libero di cantare con chi vuole, nel senso, se tu non hai quei 3, 4 o 5 persone in cui ti trovi bene, non riesci a fare musica. È come quando vai a scegliere adesso non voglio sminuire il canto, però quando vai in gelateria e scegli il gelato. C'è chi preferisce il pistacchio piuttosto che il nocciola, ad esempio. E quindi ognuno è libero di esprimere il canto con chi preferisce. Per il futuro vedo un futuro abbastanza buono, sì, perché tanti giovani si stanno affacciando ancora a questo canto, di cui molti sono abbastanza bravi e validi. L'importante è tenere sempre fede alla nostra tradizione e non perdere mai il timbro di cantare di Orosei. Deve essere quello che ci hanno tramandato gli anziani e dobbiamo portarlo fino all'infinito. Bene, questo incontro con Francesco Mura si conclude. Francesco, ci salutiamo, grazie per quanto ci hai raccontato. Va benissimo, grazie a voi.